ascoltami qua, Flora. Ma di che metodo si tu devi contarmi ora? Del metodo mio anticoncessionario? Ah, avevi un metodo tu. Sì, per non restare in stato. In stato cosa? Perché interessante sono sempre stata per qui. Ma anche come stato, guarda che te mi pare il Belgio. Grazie. Benedetta, avevi un metodo tutto mio. L'aspirina. Ma quante grinto avevi tu in Susa? Una. Ma dai, Oca, non serve. Aspirina serve per il mal di testa, no? Perché robe ma mia lo paravi in un'altra maniera. E come favi? T'attinta. Ti metteva i medui dei noci, bastava una sala a cascare per terra. Ma sì, tu neanche amata. Neanche se arrivava il terzo alpini non mi ciappavi. Ma neanche col muso del terzo alpini rincorsati non te restava in stato. Esagerata. Ma ascolta, e qua si consumava? Via una sotto l'altra? Sì, ho ancora il stampo. Ma ascoltami qua, quanti anni hai tu scomizia? Ah, sono diventata signorina. Maria Vergine, ma sei tu ancora drio? Sì, con te vedi ti, che mi viene mal di testa. Ascoltami qua, ma ti sei stata 58 anni con le gambe sarai? Sì, tesoro. Ho saputo che te vieni, te adesso... Ma ascoltami qua, Flora. Se io dico, non mi sente nessuno, sono in mezzo al campo. Ma stando sempre con le gambe sarai. Ecco. Dimmi la verità che è. Ma tu mai provato l'orgasmo? Ah, l'orgasmo! No, tesoro, no, mi sono sempre trovata ben qua, varichina. Maria Vergine, ma bruciava? No, avevi i guanti del lattice che arrivava fin qua. Gusti e gusti. Che il povero anima di tu. Non sta neanche a tanti domandarmi. anni che non vede più. Non sta neanche a domandarmi. Come stai? Da quando che le sta frio sul carso. Non le pista buono di tornare in qua. I posti delicati. Come dice il proverbio? Ferissa te dà partut, ma no sul carso. Cosa vuol dire? Io me ne bisogna stai attenti. Ben, domani, cara da Dio. Bianca lui.